Buongiorno carissimi, benvenuti a International Radio, qui con voi la vostra Elisa Boscolo con il programma Vox Populi, qui con me oggi una bellissima donna in politica ovviamente. Abbiamo con noi Lisa Bregantin, dirigente provinciale coordinamento Fratelli d'Italia di Padova, è candidata appunto con Scegli Ponte Longo come sindaco, una lista civica di Fratelli d'Italia e Lega Nord, quindi una lista civica di centrodestra, che oggi è venuta a trovarci per parlare un po' della sua candidatura e dei propositi che avrà appunto nel caso di vittoria. Prego, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità e dell'invito. È molto, molto bello poter discutere anche del nostro paese, del nostro piccolo paese Ponte Longo, in provincia di Padova, e farlo anche in questo modo conoscere un po' a tutti. Beh, è un piccolo comune, ma non proprio piccolissimo, comunque, ed è una bella cittadina, Ponte Longo. Sì, diciamo che è molto caratteristico perché è attraversato dal Bacchiglione, quindi ha questi grandi argini che lo dividono, Ponte Longo di qua, Ponte Longo di là, e poi abbiamo lo zuccherificio che è uno stabilimento storico da più di 100 anni ed è uno dei 2 zuccherifici che sono rimasti in Italia, quindi Italia, esatto. È molto importante. Ne avevamo uno anche nelle nostre zone, ahimè si è perso nel tempo. Sì, è una cosa molto molto importante, oltretutto dà lavoro a molte famiglie anche del posto, giusto? Sì, molte famiglie del posto limitrofe e anche molte famiglie della provincia di Rovigo e di Venezia. Diciamo che è ormai un'eccellenza anche a livello nazionale e internazionale, perché ha una qualità superiore nella raffinazione dello zucchero, per cui è rinomato e riconosciuto un po' in tutta Europa. Ecco, perché non lo sapevo, grazie mille per questa cosa. Allora, carissima Lisa, parliamo un pochino possiamo darci del tu? Ovviamente. Parliamo un pochino della tua candidatura. Allora, qual è il percorso che ti ha portato a decidere di candidarti come sindaco? È un percorso che parte da lontano, parte dai banchi dell'opposizione, dove in questi 5 anni, insieme ai miei colleghi e soprattutto alla mia collega Ilenia Desolei della Lega, abbiamo condotto tante battaglie per cercare di dare vita e mantenere in qualche maniera alti gli standard del nostro paese, ma è anche stato un lavoro lungo dal punto di vista politico, perché abbiamo riavvicinato il centrodestra, quindi abbiamo fatto un lavoro veramente di unione e di condivisione nelle proposte. È una bella cosa questa, è la collaborazione, si parla tanto di collaborazione che spesso non avviene, mentre in questo caso sì. Infatti questa è in realtà la nostra prima forza, perché noi siamo arrivati all'appuntamento elettorale con le idee chiare e pronte poi per aggregare un gruppo solido e competente, quindi con una lunga riflessione e soprattutto in rappresentanza di quella che è una forza politica importante, appunto quella del centrodestra. Bene, allora Lisa, tutti i comuni hanno una valanga di problemi ormai da risolvere un po' in tutta Italia, è una cosa che accomuna un po' tutti, soprattutto i comuni più piccoli. Quali sono le priorità per Ponte Longo? Allora, oggi Ponte Longo si trova a nostro avviso di fronte ad un bivio. È chiaramente un piccolo comune, quindi con le sofferenze che caratterizzano questi centri, quindi la difficoltà del reperimento dei fondi e che non facilita bilanci non enormi, quindi non facilitano opere faraoniche e interventi faraonici, quindi serve
un rapporto anche con i cittadini molto stretto e molto efficace. Chiaro. Cosa serve a Ponte Longo? Stranamente, a differenza di tanti comuni limitrofi, a Ponte Longo le priorità sono proprio le basi, l'ordinario. Servono strade, servono risistemare i marciapiedi, serve avere un decoro urbano molto 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 migliore di quello attuale. Serve sicurezza, perché questa è un'esigenza particolarmente sentita da parte da parte dei nostri cittadini. Poi chiaramente a noi serve anche un lavoro che questa amministrazione uscente, pur essendo di centrosinistra, quindi deputata ai grandi temi attuali dell'integrazione, in realtà per l'integrazione è stato fatto gran poco, e invece il nostro paese ha una forte componente extracomunitaria, quindi necessitiamo veramente di un lavoro importante che parta dalla scuola, ma la scuola non è sufficiente, ma serve proprio un ritorno a corsi veri e propri di italiano, per esempio. Sì. A corsi, soprattutto anche per i bambini, che non riescono ad integrarsi, voglia non voglia, anche solo per il problema della lingua. Attività comuni, programmi che portino anche la legalità a scuola, ma anche fuori dalle aule scolastiche, e una maggiore appunto collaborazione fra queste varie comunità, in modo da farle diventare una comunità unica e fluida, soprattutto. Certo, anche perché provengono da diverse da diverse parti del mondo. Sì, esatto, e quindi è un po' difficile trovare un punto d'incontro, non è una cosa così semplice, giusto? No, non è semplice, però noi siamo convinti che l'unione è la lingua innanzitutto, quindi la cultura del paese che li ospita, senza ovviamente abbandonare le loro culture di origine, ma questo deve essere il punto cardine, il punto di unione di tutti quanti. Il rispetto delle regole, che è una cosa fondamentale per il buon vivere comune, e quindi una fruibilità poi del paese che possa essere davvero per tutti. Giusto. No, giusto, sì, è vero, concordo. Noi magari abbiamo un po' meno questi problemi, però zona già sul Padovano, essendoci più immigrazione, il problema è più consistente rispetto che altre zone. Sì, assolutamente. Poi ripeto, appunto il nostro comune fa circa 3.700 abitanti, quindi tutto è molto più evidente. Più evidente, esatto. Perché ci si conosce, ci si incontra, ci si incrocia, e quindi è necessario proprio che il paese vada vissuto a 360 gradi da tutti, in una logica comune. Esatto. E i temi della campagna elettorale cosa prevedono? In realtà noi stiamo vivendo una campagna elettorale, siamo 3 liste in corsa per il rinnovo del Consiglio Comunale, e è una campagna elettorale a mio avviso piuttosto anomala, nel senso che noi stiamo correndo in modo da dare ai nostri cittadini la consapevolezza di cosa vogliamo fare, partendo dalla situazione attuale, quindi affrontando i temi, quelli che vi ho elencato anche prima. E dall'altra parte invece troviamo un'assenza di progettualità e una concentrazione su quella che è una provocazioni varie, che però a nostro avviso sono veramente poco fruttuose per la comunità, perché tutto sommato a nessun cittadino di Ponte Longo interessa la triba politica fine a se stessa, esatto. Ma interessano i temi, tanto i risultati, e poi soprattutto ovviamente i risultati. Ma quello che ci ha fatto anche specie, perché la cittadinanza, appunto, visto che ci fossero 3 liste, aveva piacere che ci fosse un confronto fra i 3 candidati, anche per conoscere
per conoscere tutti in modo migliore, perché le esperienze che ci hanno portato alla candidatura a sindaco sono molto diverse, e quindi alcune persone sono più note, altre meno, per cui avevano questo piacere. Ma dall'inizio della campagna elettorale noi lo stiamo chiedendo, abbiamo fatto intervenire persone terze, e la cosa strana, o comunque che a mio avviso non è simpatica, è che gli altri due candidati non hanno nemmeno avuto, come dire, la forza di dire no, il confronto non lo vogliamo, stanno semplicemente tergiversando. Ormai entriamo nell'ultima settimana e vedo difficile che questo possa avvenire, però è uno strascico non bello e non simpatico per il paese, perché poi non solo perché ci devono conoscere, ma devono capire anche quelle che possono essere le nostre caratteristiche, e se queste caratteristiche possono andare bene per quello che serve al paese. Capisco, sì. Sì. Esatto. E poi i vostri obiettivi invece, in caso di vittoria, quali sono i vostri obiettivi? Beh, noi partiamo da una cosa che forse si dà troppo spesso per scontata, ed è quella della recettività, cioè voler dialogare costantemente con la gente, esserci per la gente. Questi ultimi 5 anni sono stati caratterizzati dall'assenza, proprio anche fisica tante volte, degli amministratori, e se vale sempre per un paese appunto come il nostro, è stata veramente una vacanza che ha lasciato un segno, e purtroppo un segno negativo. In questi mesi, in questi anni, perché in realtà come consiglieri di minoranza non abbiamo mai rifiutato nessun confronto, siamo sempre stati in mezzo alla nostra gente, ma in questi mesi più ti avvicini, no, all'obiettivo, più la gente ha voglia e bisogno, quasi delle volte fisicamente, di toccarti e di dire ci sei, ci sarai. Anche solo per una parola, anche problemi molto semplici non devono per forza essere esorbitanti. Ma certo. Quindi questa è la prima cosa che noi vogliamo dare, ed è scontata, ma che è fondamentale. Sì, è fondamentale, esatto. Fondamentale. Penso sia la prima cosa da fare, ecco, avere un rapporto stretto con i cittadini. Perché se non si ascoltano, se non si tocca con mano i problemi, okay, che sente di più la cittadinanza, allora penso si sia sbagliato tutto in partenza. Esatto, perché si possono avere in mente tanti progetti, ma se non sono quelli che servono a quel momento, in quel momento al paese, allora noi amministriamo chi? In fondo non siamo lì per mandato, o saremo lì per mandato della nostra gente, ed è per loro che noi dobbiamo lavorare. Poi abbiamo, come dicevo prima, delle necessità proprio stringenti. Il paese deve tornare ad essere appetibile, quindi deve tornare ad avere persone che vogliano venire ad abitare a Pontelongo. A Pontelongo si sta bene, perché è comunque un centro collegato sia dal punto di vista del trasporto su gomma che quello su rotaia, sia con Padova che con Venezia che con Adria, quindi non è difficile, non è isolato, assolutamente, però la scarsezza di interventi, sia banalmente sul taglio dell'erba che appunto il rifacimento dei marciapiedi, quindi quella che oggi è chiamata come mobilità lenta, che è un po' la Vox Populi di tutte le campagne elettorali, però se ne parla, ma di fatto non è stata attuata. Noi abbiamo sostanzialmente neanche una ciclabile che ci collega per esempio ai comuni limitrofi. Il nostro invece progetto è quello di portarne a casa almeno 2, una storica che ci porta a Piove di Sacco, che la chiedono ormai credo da 40 anni, e verso Candiana, che è un altro dei nostri comuni confinanti, poi c'è Zergrande
con i quali tra l'altro, anche se noi in opposizione, stiamo continuando a lavorare. Per i nostri ragazzi servono parchi, sono mal tenuti e quindi scarsamente frequentati. Certo. In 5 anni non è stato rifatto il manto stradale di una via di Ponte Longo, quindi sono tutte cose che anche il semplice impatto visivo in questo momento stanno penalizzando il nostro paese. Quindi il decoro urbano inteso in senso lato serve, e crediamo sia necessaria anche una diversa progettualità per quanto riguarda il sociale, perché oggi quello che riguarda questo settore, che è un settore sempre più in espansione purtroppo, perché ci sono tante difficoltà da affrontare. Anche questo lo vorremmo fare con maggiore trasparenza e soprattutto con più umanità, perché le persone che si rivolgono ai servizi sociali o comunque in generale all'amministrazione sono persone che stanno vivendo delle problematiche. Esatto. E quindi il rapporto umano dell'amministratore, dell'assessore, del sindaco, del consigliere deve essere soprattutto questo, di grande rispetto per la persona in sé e per il momento di difficoltà. Dovrebbe essere una cosa scontata. Dovrebbe questa. essere una cosa scontata. Però non lo è sempre. Non lo è sempre. Magari alle volte anche senza cattiveria, però per carità, quando certo. Dall'altra parte c'è una persona che soffre e che ha bisogno, tutto il resto anche dei nostri problemi deve passare assolutamente in secondo piano. Giusto. Noi poi abbiamo anche collegamenti stradali da riprendere e ripristinare con i paesi limitrofi. Una gran parte della nostra viabilità nel 2024 funziona ancora sui 2 argini del Bacchiglione, e chiaramente non è una viabilità che favorisce la piccola zona industriale, ma neanche il grande stabilimento dello zuccherificio. È chiaro che questo va fatto, non lo può fare Ponte Longo da solo, ma va fatto in sinergia con gli altri comuni, e questa è l'altra cosa importante, cioè riprendere un dialogo costruttivo con i comuni limitrofi, che è andato un po' perduto, e sono cose lunghe, sono cose che vanno fatte con calma. Credo che questa è insomma il nostro intento, se i nostri cittadini ci daranno fiducia, è quello di pensare a 5 anni di grande lavoro, di grande sacrificio, non di tanti nastri tagliati, ma molto probabilmente di grande umiltà, e di porre le basi per una ripartenza e una progettualità soprattutto di lungo corso. Questo ha bisogno il nostro paese oggi. Sarà difficile? Ma io credo che difficile sì, altrimenti non sarebbe una sfida. Però noi abbiamo costruito un gruppo che anche in questa campagna elettorale si è compattato, che è arrivato da lontano nel suo nucleo originario, collegandosi anche non a questa amministrazione ma a quelle precedenti, per cui con grande competenza, e però grande anche entusiasmo e consapevolezza della necessità del grande lavoro che ci aspetta. Per cui sì, però le sfide sono tali e sono belle proprio perché poi possono portare lontano. È vero, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, soprattutto. Sì. Cosa pensate? La vostra differenza rispetto all'amministrazione uscente? Beh, è sicuramente, oltre che una differenza politica, perché in tanti ci dicono o si sente dire che, ma insomma, l'importante è il bene del paese. Su questo siamo tutti d'accordo, certo, ovviamente. Però
come perseguire questo bene e quali siano le priorità da mettere in campo, questa invece fa parte di una visione politica differente, quindi sarà se ce la faremo, un'amministrazione di discontinuità con quella precedente. Con quella precedente. E anche la stessa, faccio un esempio, comuni come il nostro, forse ancora di più di grandi comuni, hanno bisogno di utilizzare fondi che vengono da progetti. Certo, sì. Perché penso che nelle casse dei comuni ci sia la disperazione. Tra l'altro noi abbiamo un grosso problema in questo momento dentro le nostre casse, ma comunque al di là di questo è proprio necessario. Ma cosa vuol dire? Che tutti i bandi che escono dalla provincia, dalla regione, dal governo, dall'Europa vanno bene per Pontelongo? No. Se i nostri obiettivi sono quelli indicati, cioè quelli della viabilità, sì. Abbiamo altri problemi legati alle cose necessarie per alla scuola, abbiamo dei bellissimi impianti sportivi con un'area che è proprio dedicata ed è grandissima solo agli impianti sportivi, una cosa rara per paesi come il nostro, che devono essere manutentati. Allora, cosa serve? Serve pigliare qualsiasi bando esce? No, dobbiamo cercare quelli che fanno al caso di Pontelongo. Non si è bravi perché si porta a casa qualsiasi cosa. No, certo. Ma invece questo è successo. Noi ci troviamo ad avere una mensa scolastica costruita ex novo con fondi PNRR che non è in grado, quindi ripeto, costruita ex novo, che non è in grado di ospitare contemporaneamente tutti i ragazzi delle scuole elementari e dell'asilo. Fanno 3 turni. Capisco, quello è un disagio per i bambini e anche per gli insegnanti. Per tutto il sistema, perché dei bambini piccolini non si può pensare che possono mangiare in mezz'ora. No, no. Quindi, ma no. Questo è un esempio concreto di un'opera che non abbiamo capito perché è stata costruita in questa maniera. Le nostre sono state chiuse le scuole, cioè è stata messo in piedi un asilo statale in pochissimo tempo, bravissimi. Forse perché se noi andiamo a visitare come sono le aule, dove gli spazi dedicati a questi ragazzi, adesso noi abbiamo l'ex scuola elementare statale che ospita l'asilo da un lato, 2 classi delle elementari, le altre 3 classi delle elementari si sono dovute spostare nel plesso delle medie, e qui con disagi non indifferenti per orari diversi, certo, capisco, per necessità diverse. Esatto. E quindi ripeto, non si può avere semplicemente l'accesso ai bandi, bisogna capire quali sono le cose e che queste servano. Noi abbiamo un'area scolastica che è praticamente senza parcheggio, c'è un piccolo parcheggio che è usato per scuole, comune e poste. Un disagio, questa è una cosa che crea disagio. Che forse prima di una mensa che non ospita tutti i bambini, forse bisognava pensare ad altro. Per cui dare la precedenza a ciò che è più urgente. Sì, un paese come il nostro ha visto la chiusura di una scuola storica parificata a favore, che va benissimo, di una scuola pubblica, ma la transizione è stata talmente traumatica che noi stiamo riscontrando tutti i problemi che vi abbiamo detto, ma grandi disagi da parte delle famiglie e soprattutto, ripeto, dei bambini, che sono invece i primi che necessitano di questo servizio, tanto che tanti dei nostri ragazzi sono andati nelle scuole dei paesi limitrofi
e non è che viviamo in un periodo di grande natalità, stiamo subendo anche noi quello che sta subendo purtroppo tutto il nostro paese, quindi un periodo di denatalità, perciò questo non ci ha sicuramente aiutato. Sono problemi reali, ma sono anche poi servizi che, se non funzionano, non incentivano l'arrivo di nuove persone, di coppie giovani che invece potrebbero trovare in un piccolo paese tranquillo, il posto ideale. Cioè, questi sono proprio i problemi. Quello sì, di solito una famiglia nuova, una famiglia giovane cerca un posto tranquillo, assolutamente, se si pensa di aver bambini, però che offra un po' tutto. Sì. Mentre così si fa solo scappare la gente. Sì, è quello che perché poi altrimenti ci si sposta verso la città o verso comunque altri comuni che possano offrire qualcosa di più. Sì, infatti noi in questi anni stiamo assistendo purtroppo a questo, e complice comunque anche, facevamo prima l'esempio appunto dei marciapiedi disastrati. Questo non aiuta i nostri commercianti che rispetto ad una volta erano molti di più. Pontelongo era riconosciuto come un po' il fiore all'occhiello della Saccisica, anche grazie alla presenza dello zuccherificio, cioè ha vissuto periodi di grande prosperità, e oggi chiaramente sono rimasti molti meno negozi, i servizi essenziali ci sono tutti, abbiamo la farmacia, abbiamo la macelleria, abbiamo il negozio di alimentari, abbiamo quelli di vestiti, le parrucchieri, i bar, tutto c'è, ma la percezione delle persone che vivevano anni fa a Pontelongo è molto meno. Ma io dico, com'è possibile aiutare il commercio semplicemente dando dei contributi che è difficile reperire? Anche questo, sì. Anche questo, però è una cosa limitata nel tempo. Quello che un'amministrazione invece deve fare, deve rendere il paese bello. E deve creare stabilità anche. Deve creare stabilità, deve far conoscere i propri negozi anche rispetto a quelli dei comuni limitrofi. Deve creare attrattiva. Forse lo si pensa poco, ma come dire, fare pubblicità del proprio comune, delle proprie attività, questo un'amministrazione lo può fare e lo dovrebbe fare in tanti modi. Ecco che tutto è un po' legato nel nostro progetto, nella nostra intenzione, e che si basa comunque su una totale trasparenza verso i nostri concittadini. Noi anche in questa campagna elettorale stiamo dicendo a tutti, non vogliamo promettervi la Tour Eiffel, perché non è possibile, oltre a non essere utile. Cerchiamo di darvi delle prospettive con quella che è la situazione attuale, ma ci prendiamo anche l'impegno di dire se qualcosa non riusciremo a farla. Perché questo è il rapporto di onestà e di trasparenza che deve caratterizzare il vivere una comunità, e questo, a nostro avviso, è quello che serve anche per far riavvicinare le persone alla cosa pubblica, all'impegno pubblico, che non è solo amministrativo, ma è anche rispetto alle associazioni di volontariato, che anche queste stanno soffrendo. Certamente il periodo pandemico ha sicuramente segnato tutto e tutti, però la ripresa è stata lenta. Abbiamo bisogno di nuove forze, di nuovo entusiasmo. Diciamo, il Pontelongo, i pontelongani devono tornare a sorridere e a camminare per il paese. Che vi invito, se non siete mai stati, perché è veramente caratteristico. Sì, io ci sono stata diverse volte, tra l'altro ho lavorato per diversi anni a Canale Italia, quindi a Pontelongo c'ero di passaggio e ogni tanto mi fermavo per fare una passeggiata, per bere un caffè, quindi lo conosco molto bene.
Ecco, sì, insomma, è una bella realtà. È una bella realtà. E va valorizzata. E va valorizzata, servono piazze, servono nuove strade che aprano il paese, che è in questi anni rimasto claustrofobico. Paradossalmente, nonostante i grandi danni arrecati dal superbonus, abbiamo visto intorno gru ovunque. A Ponte Longo non ce n'è stata una. Invece ci sono tante case chiuse ma molto datate, invece c'è la richiesta anche di case nuove, perché magari anche dei ragazzi giovani preferiscono non impegnarsi in una grande ristrutturazione, ma ad avere un appartamento chiave in mano, pronto. Allora forse che non è semplicemente che brutto si consuma suolo, no, diamo un volto diverso, un paese che si svecchia, che ha bisogno di svecchiarsi, sì. Ha bisogno di novità, ha bisogno di spazi nuovi da vivere. Si farà. Noi metteremo le basi perché questo avvenga, quindi non con progetti, ripeto, che hanno lo spazio del respiro elettorale, ma progetti che possano andare oltre. Questo sarà anche funzionale nella nostra capacità di mantenere coeso il nostro gruppo e ampliarlo, perché vorremmo andare alla guida del nostro paese e poi portarlo avanti verso veramente un futuro migliore. Ecco, questa è una bella cosa veramente. E l'opposizione, la futura opposizione, diciamo, voi la prenderete in considerazione? Beh, insomma, io credo che l'opposizione... Ecco, come la vedete, intendo, la vedete come una possibile valida collaborazione o lo prendete solo dal punto di vista politico? Le faccio questa domanda giusto perché tanti comuni, anziché cercare una soluzione per trovare ai problemi della cittadinanza, ai problemi della città, svariate problematiche, si fanno la guerra politica, ok? Invece alle volte magari di accettare dei consigli o portare avanti un progetto intrapreso tempo prima, magari dalla precedente amministrazione. Ecco, voi come la vedete questa cosa? Allora, io intanto la nostra idea è che se c'è un progetto valido in corso non c'è nessun motivo per fermarlo, perché ha un costo, sarebbe oltretutto un costo inutile. E quindi non c'è dal nostro punto di vista questa preclusione. Detto però che ci sono poche cose che stanno funzionando. Io credo però che l'opposizione debba esserci in un paese, anche se piccolo, e debba anche essere un'opposizione dura, nel senso che l'opposizione deve assolutamente esprimere la propria idea. Quale può essere un'idea? Un'idea che possa portare un contributo. Cioè io non alzo la mano, e questo è stato il nostro lavoro in questi 5 anni, anche se siamo stati bistrattati costantemente. Capisco. Non abbiamo mai alzato la mano in un senso o in un altro in consiglio comunale per ideologia, ma semplicemente per essere convinti o non convinti di un'operazione. Abbiamo provato a dare anche delle letture differenti di certi problemi, giustamente magari non siamo stati ascoltati, per cui io non penso che se domani saremo là di aspettarci un'opposizione silente. Non credo sarebbe il bene del paese. Ripeto quello che ho detto anche all'inizio, in tanti dicono ma mettetevi d'accordo. Non è il mettersi d'accordo, e semmai arriva dopo una discussione. Anche una discussione dura, accesa, ma rispettosa, però se questa poi può portare a qualcos'altro, comunque può far vedere anche alla cittadinanza che la politica, l'amministrazione intesa a 360 gradi, quindi non solo la maggioranza, ma vive il paese e c'è per il paese, io credo che questo sia un dono che noi possiamo dare. È un segnale importante. Il silenzio.
non è la buona amministrazione, non vuol dire che le cose vanno tutte bene. E non vuol dire nemmeno che cioè la maggioranza, qualunque sia, ha bisogno di confrontarsi con qualcun altro. Alle volte può prendere, alle volte può rifiutare, però il confronto deve esserci, è l'anima della politica. Noi lo pensiamo semplicemente come litigio, non è litigio, no. È capacità di portare avanti le proprie idee quando ci sono. Quando ci sono, esatto. Bene, bella risposta. Mi dispiace, non so se l'ho messa in difficoltà, no, non penso assolutamente, però è una cosa che penso che ai cittadini farà piacere sentire, perché sì, la vedono sempre come una cosa, un litigio, come abbiamo detto, questo litigio politico ai fini politici e fine, però è importante secondo me molto. Sì, perché come la maggioranza rappresenta appunto la maggioranza, la volontà di una grossa parte del paese, esiste anche l'altra parte del paese che esprime i suoi desideri, la sua voce attraverso i rappresentanti dell'opposizione. Che ci piace, è chiaro che essere contestati non piace a nessuno, che a tutti piace essere applauditi. Però pensiamo dove ci può portare questa unidirezionalità. Non porta lontano nessuno. Allora ritorniamo, certo. Noi siamo convinti, lo dico con convinzione, proprio a nome non mio solo, ma di tutto il nostro gruppo, che sia tempo di tornare a fare politica. Che il civismo, dicendo non sto né di qua né di là, non sia quello che serve al paese, perché ripeto, ci sono modi diversi di arrivare ad un obiettivo, ma soprattutto ci sono obiettivi differenti a seconda anche di quello che si pensa. Esatto. Allora Lisa carissima, dalla regia mi fanno segno che siamo quasi in conclusione, quindi ti lascio il microfono se vuoi fare un appello a tutti i cittadini di quello che vuoi, apertamente, con il cuore, ciò che desideri, ciò che più ti piace, ciò che vuoi far arrivare al cuore di chi andrà a votare. Quello che vorrei dire è molto semplice. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità di metterci al servizio, e lo dico con convinzione, la parola servizio del nostro paese, perché pensiamo di avere la forza, l'energia, lo spirito e le capacità, oltre che le progettualità e anche i legami con le altre istituzioni, che possano dare una svolta a Ponte Longo. Lo facciamo con umiltà, mettendo a disposizione quello che siamo per gli altri, con questo impegno principale, cioè quello del dialogo, dell'ascolto, e se necessario anche a rinunciare a dei nostri progetti dentro il programma elettorale, se qualche altra necessità dovesse farsi più impellente. Per noi Ponte Longo e i pontelongani vengono prima, lo dicono tutti, forse noi ci crediamo però. Bene, mi fa molto piacere. Allora ti aspetto Elisa qui, magari dopo le votazioni, così ci racconterai com'è andata. E niente, allora salutiamo i nostri telespettatori, i nostri ascoltatori, e ciao a tutti, alla prossima.